Ciao a tutti, oggi siamo qua a Tengate Pro con un vecchio amico, Lamin. Ciao a tutti, sono Lamin e sono contento di essere qua con voi, anche con te. Anche io sono contenta di vederti e voglio farti un po' di domande che ho visto questi giorni che succede in Mauritania e non lo so se l'hai visto o l'hai sentito. Stanno facendo le cose che non mi piace, non sono d'accordo. Io sono della Mauritania, però non sono d'accordo con loro, quello che stanno facendo, perché stanno rimandando tanti senegalesi indietro, quelli che vogliono fare clandestino, però hanno fatto per soldi, secondo me, perché gli italiani l'hanno pagato in Mauritania per fare questa cosa qua, per rimandare i senegalesi indietro. Però secondo me, se vogliono bene, che non vogliono fare morire le persone sulla barca, devono farlo prima, non adesso che hanno visto i soldi e l'hanno fatto per soldi. E non devi accettare che una persona ti paga e fai alcune cose. Secondo me queste cose qua non è normale. E tu che... Allora, innanzitutto non sono solo i senegalesi che mandano indietro, è tutta l'Africa che passano da lì. Basta che sanno che tu vuoi fare il clandestino, ti rimandano indietro. Perché ogni paese ha il suo metodo di lottare contro il clandestino, capito? Anche se non è bello da sentire, però ultimamente abbiamo visto tante cose, tanti clandestini in Spagna, Italia, Francia. Però loro stanno cercando le soluzioni per diminuire questo fenomeno, capito? Allora, perché non hanno fatto prima? Ma sì, hanno avuto questa idea poco fa. No, non hanno avuto idea. Gli italiani che l'hanno messo dentro le loro teste. Loro non hanno pensato prima, perché hanno visto i soldi, hanno fatto per soldi. Ma te non pensi a tutte quelle persone che sono morti? Sì, è per quello che ti ho detto, perché loro non hanno pensato prima che queste persone che muoiono dentro l'acqua, che muoiono, hanno lasciato loro i bambini, loro mogli, tutto, la famiglia, tutto. Loro non hanno pensato prima, hanno aspettato adesso che gli italiani l'hanno dato tantissimi soldi e hanno fatto così, hanno accettato. Non devi accettare solo per soldi. Però ogni paese ha il suo metodo di fare avanti le sue cose. È business, capito? Quello che vedo è che li stanno salvando la vita. Magari per adesso no, non ne stanno vedono, salvando la vita. però È sbagliato tra la 5 vita. anni sapranno che le hanno salvati la vita. No. Io quello che penso io. No. E dopo l'Italia, non lo so, cerca un modo di aiutarli, non lo so, per No, andare queste avanti. cose qua non è per aiuto. Gli italiani hanno fatto perché non vogliono vedere africani che vengono qua in Europa. Non vogliono vedere questo. E loro hanno detto, allora facciamo così, visto che passano loro quando vengono qua, passano dalla Mauritania, allora paghiamo quelli del Mauritania, così non fanno passare nessuno. È così che l'hanno fatto. Allora, l'Italia senza gli stranieri non sarebbe arrivato a questo punto, secondo me. Però a un certo punto c'è un limite su ogni cosa, capito? Non dire limite, però devi cercare un modo di rallentare le cose, capito? E hanno trovato la soluzione, l'hanno fatto. Magari tu non sei contenta, ma gli altri sono contenti. Io non è Nessuno non è contento su queste cose qua. Non è che mi piace vederli che li fanno tornare a casa, però c'è un altro metodo di venire qua in Europa senza passare nelle barche e tutto, cioè passi legalmente. Io la mia domanda è quella che mi fa piangere, che mi fa arrabbiare. Perché loro non hanno fatto queste cose qua prima? Sai quante persone sono morte sulla
sulla strada. Magari hanno visto dopo questo, hanno detto dai, cerchiamo una soluzione per evitare in futuro queste cose. No, non hanno deciso loro. È italiani che l'hanno messo dentro le loro teste queste, magari queste gli hanno parole. dato. No, aspetta, Ramot. Magari gli hanno fatto una proposta e loro hanno cercato una soluzione migliore per tutti. No, magari tu dici loro l'hanno visto i soldi, l'hanno accettato, punto e basta. Allora, io non dico a nessuno di non venire in Italia o in Europa, diciamo, ma se puoi farlo legalmente è meglio.